Circa il 70% degli utenti ha già scelto il mercato libero, il restante 30% dovrà farlo entro un mese. Il servizio di maggior tutela per la fornitura di gas e energia infatti ha i giorni contati, anche se tutti sperano in un'altra proroga e la Lega è quasi certa di portarla a casa, mentre Forza Italia ricorda che lo stop alle tutele è un obiettivo del PNRR. Entro il prossimo 31 dicembre il 27% degli utenti residenti in Friuli Venezia Giulia e il 30,6% dei veneti dovranno decidere a quale offerta aderire e quindi se cambiare o mantenere lo stesso gestore per la fornitura di gas metano. Lo stesso vale per il 16,8 e il 19,6% dei condomini. Entro il 31 marzo prossimo invece bisognerà fare più di qualche valutazione per scegliere il gestore dell'elettricità. In quest'ultimo caso la percentuale arriva al 31,5% in Friuli Venezia Giulia e al 31,3% in Veneto. Almeno un terzo degli utenti, insomma, nelle prossime settimane sarà costretto a informarsi per valutare le offerte presenti sul mercato. Nelle ultime settimane sono in molti a bussare alle porte o a contattare al telefono le famiglie. Lo fanno per strappare naturalmente in anticipo la firma del contratto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 4 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il mercato libero dell'energia, le nuove regole per luce e gas. A Nord-Est il 70% ha già scelto di uscire dal servizio di maggior tutela e il restante 30% lo dovrà fare appunto entro fine anno. Tutti gli utenti nel 2024 dovranno rinunciare alla maggior tutela, scrivono i quotidiani del gruppo NEM. Il passaggio preoccupa i più prudenti, molti temono possibili rincari. Si punta infatti ancora sulla deroga, ma il percorso sembra precluso dalle garanzie fornite per il PNRR. Sui consumi di ottobre saranno applicati aumenti del 12%, ma rispetto al passato il costo è in calo. I quotidiani del gruppo NEM dedicano una doppia paginata a questo tema, un approfondimento in cui si parla appunto di energia e gas. Leggiamo che le scorte hanno raggiunto livelli record, i consumi sono in calo. Un altro dato è quello dei pagamenti entro le scadenze, un leggero aumento quindi della capacità dei clienti di adempiere ai pagamenti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Sono in aumento invece i cambi di fornitore. C'è poi uno specchietto dedicato alle modalità in cui si può pagare la fornitura, quindi la quota fissa o variabile. Lo scorso anno i contratti in essere nel mercato libero sottoscritti dai clienti domestici sono principalmente a prezzo fisso, il 76,7% nel settore elettrico e il 67,3% nel settore del gas naturale. I clienti non domestici del settore elettrico invece accettano offerte a prezzo fisso in misura inferiore rispetto ai domestici e rispetto agli anni precedenti non più in via maggioritaria, sono il 46,9%. Nella scelta naturalmente molto dipende dall'andamento del prezzo della materia prima. Quando aumenta i clienti optano per il contratto a prezzo fisso. E poi l'articolo di Giacomina Pellizzari si completa con una serie di domande: prezzi e spese fisse, cosa bisogna sapere per valutare le offerte migliori. Insomma, i suggerimenti delle associazioni dei consumatori, che dicono prima di tutto di non accettare proposte fatte al telefono, suggeriscono di prendere sempre tempo e da ricordare che sul sito ARERA si possono confrontare i valori e la spesa annuale. Questo per quanto riguarda le nuove regole del mercato libero di gas e luce. Ma ora proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando a parlare ancora una volta del femminicidio di Giulia Cecchettin. Attesi domani in 10.000 a Padova per i funerali. 1.000 in chiesa, tutti seduti, leggiamo sul Gazzettino di oggi. L'articolo è di Serena De Salvador
e Cesare Arcolini. Chiuse al traffico le strade attorno a Prato della Valle, cerimonia di addio con il nastro rosso, simbolo antiviolenza. Si riunirà stamattina in prefettura a Padova il comitato che dovrà mettere a punto i dettagli definitivi sull'organizzazione del funerale di Giulia Cecchettin, che è in programma domani alle 11 nella Basilica di Santa Giustina e poi alle 14 nella chiesa di Saonara, paese d'origine della famiglia. In queste ore sono attesi i dettami definitivi sulle modifiche alla circolazione e l'imponente piano sicurezza, specie per il trasferimento della salma dall'obitorio alla basilica e poi nel paesino alle porte del capoluogo. Lì a Saonara si terrà la camera ardente. Per i partecipanti sono stati preparati nastri rossi da indossare. E intanto è stata presentata una lista delle strade che attorno a Prato della Valle saranno interdette al traffico. Il sindaco di Padova ha emesso l'ordinanza che sancisce una giornata di lutto cittadino, dunque bandiera a mezz'asta sugli edifici comunali e sospensione di tutte le esibizioni musicali nelle vie e piazze. Cittadini e negozianti poi sono invitati a partecipare al lutto, ciascuno con le iniziative e modalità che riterrà opportune. La notizia dei funerali di Giulia, anche naturalmente sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, in un articolo di Alice Ferretti. Ai funerali ci sarà l'appello di papà Gino perché Giulia non sia morta invano. Domani mattina a Padova Cecchettin lo leggerà a Santa Giustina, un messaggio di grande partecipazione, uniti contro la violenza. Ci saranno 2 maxi schermi in Prato della Valle, oggi appunto l'ultimo vertice in prefettura come già abbiamo letto. Quotidiani del gruppo NEM sottolineano che l'ultimo saluto a Giulia sarà seguito con grande attenzione e rispetto dalle loro testate. Sui siti di informazione sarà proposto lo speciale di Telechiara, canale 17 del digitale terrestre in Veneto, che a partire dalle 9:30 si collegherà con Padova in Prato della Valle. Sui siti internet, oltre alla live televisiva, una diretta multimediale. Ma ora voltiamo pagina e concludiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie e parliamo di politica regionale. Prima di tutto Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che in Veneto ha concluso i congressi provinciali e il primo effetto si avrà in Consiglio regionale. Enoch Soranzo dovrà dimettersi da capogruppo. La carica infatti è incompatibile con quella conquistata ieri nelle urne, e cioè quella di segretario di Fratelli d'Italia della provincia di Padova. Lo scrive Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. Il titolo dell'articolo: Fratelli d'Italia, Soranzo vince a Padova, a Rovigo caos per una scheda. Soranzo era il candidato alla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia di Padova, espressione dell'ala che fa capo al ministro Adolfo Urso e all'assessore regionale Elena Donazzan. Ha sbaragliato l'uomo del coordinatore veneto Luca De Carlo, e cioè Nicola Cannistraci. 947 voti contro 499, quasi il doppio. Padova si aggiunge quindi a Treviso, dove domenica scorsa il vice sindaco di Montebelluna Donaziano Di Ferro, Claudio Borgia, ha battuto il favoritissimo Giorgio Montuori, commissario uscente dal partito. A Rovigo, ancora per un solo voto, vince Mantovan, anche qui area Urso. A Verona, congresso unitario, e lo stesso a Belluno, dove sono stati eletti 2 segretari di area De Carlo. Congresso unitario sostanzialmente anche a Vicenza, dove le 2 anime del partito hanno sostenuto il deputato Silvio Giovine vicino all'assessore Donazzan, anche se l'europarlamentare Sergio Berlato ha sponsorizzato la candidatura di Piero Puschiavo, fondatore di Veneto Fronte Skinhead, che ha rimediato appena il 15% contro l'85% di Giovine. Questo significa che Puschiavo, non avendo raggiunto la soglia del 20%, non entrerà neanche nel consiglio direttivo. C'erano state polemiche nei giorni scorsi naturalmente per la partecipazione di Puschiavo, già fondatore di Veneto Fronte Skinhead, a congresso. La sua candidatura insomma al congresso di Fratelli d'Italia aveva suscitato un dibattito politico in città, a Vicenza e non solo.
il quadro dell'esito dei congressi anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Congressi di Fratelli d'Italia è svolta, stravince la corrente di Urso e Donazan, ora si apre il caso De Carlo. A Padova passa Soranzo, Giovine si impone a Vicenza e Maschio a Verona, tensione a Rovigo, testa a testa fino alla fine con intervento dei carabinieri. Insomma, la questione, comunque il dato politico, è che questi congressi li ha vinti la corrente di Urso, di ministro Adolfo Urso, e dell'assessora regionale al lavoro Elena Donazan. Quali saranno le ripercussioni sul segretario regionale Luca De Carlo lo vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Nel frattempo l'ultima notizia riguarda invece l'altro partito del centrodestra veneto, la Lega, che è sempre più litigiosa e spaccata al suo interno. Vediamo il titolo sui quotidiani del gruppo NEM: tensioni in consiglio e caso Bottaccin, assessore all'ambiente della giunta Zaia. E proprio Zaia convoca un nuovo vertice al K3. Il presidente ieri a Firenze per il raduno dei sovranisti è su tutte le furie per il tradimento dell'assessore con Tosi. Vediamo cos'è successo. Scrive Laura Berlinghieri in questo retroscena: c'è chi da Firenze racconta di un Luca Zaia inferocito per il probabile abbandono di un suo assessore, certo per questo stillicidio fatto di silenzi, di mezze parole, di fotografie, ma soprattutto per il tradimento, perché Giampaolo Bottaccin, l'assessore veneto alla protezione civile e all'ambiente, non ha deciso di tradire Luca Zaia con uno qualunque, no, ha deciso di tradirlo proprio con Flavio Tosi, il nuovo volto di Forza Italia, che di Zaia è il nemico numero uno. La burrasca infuria a Palazzo Balbi, ma al Ferrofini l'atmosfera non è più serena. Che quanto accaduto mercoledì sera, lo screzio istituzionale con Nicola Finco, non sia un semplice episodio ma un caso che segnala la temperatura caldissima in casa Lega, è cosa di cui anche Zaia è ben consapevole. Per questo quanto accaduto lo ha infastidito particolarmente. Per questo il segretario del Carroccio Stefani ha inviato una comunicazione ufficiale al capogruppo Villanova facendo presente che d'ora in poi gli emendamenti in consiglio potranno essere presentati esclusivamente dalla giunta regionale, e sempre per questo, dopo 2 giorni di fuoco, di fronte anche alla fotografia di Bottaccin seduto in prima fila accanto a Tosi in un convegno organizzato da Forza Italia con il vice premier Tajani, Zaia ha deciso di prendere il toro per le corna e, come già aveva fatto poche settimane fa per parlare del PDL sul fine vita, ha indetto una riunione urgente dei gruppi consigliari. Appuntamento per questa sera alle 20 al K3 di Treviso, quartier generale della Liga Veneta, e vedremo allora cosa verrà detto in questo vertice. Nei prossimi giorni scopriremo come il presidente della regione Zaia intenderà affrontare le varie questioni e i problemi che stanno scoppiando all'interno della sua maggioranza. Nel frattempo a tutti e tutti voi una buona giornata.